Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei un tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino della nostra squadra. Siamo tornati con un altro aggiornamento scottante. Di quelli che fanno battere forte il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è quello di portare le notizie più recenti e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grande si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo le informazioni rivelate da Fabrizio Romano, il contratto di Rasmus Højlund con il Napoli contiene dettagli importanti che potrebbero avere un impatto sul futuro del club. L'attaccante danese è arrivato per un totale di 50 milioni di euro, di cui 6 milioni per il prestito e 44 milioni per l'opzione di acquisto, che potrebbe diventare obbligatoria se venissero soddisfatte determinate condizioni, come la qualificazione del Napoli alla Champions League. Il giornalista ha rivelato che l'accordo è già completamente strutturato per il futuro, anche se l'obbligo di acquisto si concretizzerà solo nell'estate del 2026. Il punto forte è la clausola rescissoria, 85 milioni di euro, valida a partire dal 2027. La cosa più curiosa è che può essere pagata in 3 comode rate, circa 28,3 milioni di euro all'anno, il che facilita una possibile negoziazione futura con i club interessati. Questa clausola garantisce che, fino al 2027, il Napoli avrà il controllo totale sul destino dell'attaccante, che è stato ingaggiato non solo per sopperire all'assenza di Romelu Lukaku, ma anche per essere un elemento centrale nel progetto di Antonio Conte per le prossime stagioni. E ora, tifosi del Napoli, vogliamo sentire la vostra opinione. Højlund ha il potenziale per giustificare un investimento così alto e diventare il nuovo idolo di Maradona? Commentate qui sotto e, se vi è piaciuto questo aggiornamento, sostenete il nostro lavoro lasciando un super grazie per continuare a portare le notizie più calde del nostro amato club.